d'Italia. Una potenzialità sicuramente espressa in Veneto è quella di Peppa Pig alla veronese. Ormai qui abbiamo il papà, il creatore. Lui si chiama Mauro, oggi in compagnia di Paolo, e diciamo che insieme creano questa coppiata insieme ad altri amici che hanno dato vita inizialmente un po' per gioco, ma adesso sta diventando davvero un fenomeno di famiglia. Certo. Allora raccontaci un po' questa idea. Hai visto altre regioni d'Italia che così si attrezzavano per tradurre il famoso Peppa Pig e dice avere una manca però. Avere una manca, e l'ho voluto fare io così per scherzo. All'inizio ho provato a farlo con Paolo che mi appoggiava fortemente sull'idea, perché sai, è così che ho detto ridoppiamo Peppa Pig anche noi in veronese. Paolo mi ha aiutato, io chiaramente avevo dei grandissimi limiti per quanto riguarda il web, perché da buon quarantenne... Social smanettoni. Sì, ormai antichissimo, le nuove frontiere della rete. Esatto, no, io guarda, se c'è da ridoppiare, da creare qualcosa, sì, però per quanto riguarda il web sono un po' zoppo, diciamo, non sono tantissimo esperto, allora su questo mi ha aiutato Paolo. Che... Infatti, Paolo, ma tu a quanti personaggi dai la voce? Anche qua gettiamo la maschera. Praticamente Peppa Pig le voci le faccio tutte io, tranne qualche cameo del Papello, che è un altro collaboratore, tra l'altro siciliano lui, infatti è un siciliano, infatti la parte del poliziotto all'aeroporto l'ha fatta lui. Io chiaramente ogni volta lo nomino come special guest voice. Lui comunque dà una mano anche alla produzione, è il primo a vedere il video, dà dei consigli e ogni tanto presta la voce quando c'è da fare Come si parte a sviluppare l'idea? Cioè si parte da un dialogo, da un disegno, da uno storyboard? Com'è che si chiamano questi passaggi? Allora, ecco, perché qua nascono anche qua delle cose da svelare, perché tanti pensano che il cartone animato lo faccio io. Il cartone animato cioè, esiste già, io riadatto tutti i dialoghi e do le voci. Dunque della puntata originale rimane solo la traccia video, poi tutto il resto, effettini, musiche, musichette, chiaramente voci, vengono fatte da me, e chiaramente bisogna riadattare una storia dall'inizio alla fine. Dicevamo Cacafocu Production, che cosa sta bollendo in pentola? Allora, sta bollendo in pentola, vabbè, a parte i video di Peppa Pig che fino a quando ci sarà andremo avanti, gli spot, però nell'imminente futuro comincerò a mettere la faccia. Ho delle idee di fare dei video veri e propri, dei video originali, girerò dei video, ci sono delle idee. Poi qual è la tua vera vocazione, Mauro? Perché tu hai un po' spaziato su tutti i fronti del mondo dello spettacolo. La sto ancora cercando. Arriverà prima o poi, arriverà. Io guarda, per 20 anni ho fatto di questi lavori qua. Io sono stato per 3 anni in un laboratorio Zelig, ho fatto teatro, ho recitato con la compagnia Teatro Empiria di Verona, con la compagnia del Geco di Verona, ho fatto per 10 anni la voce di Rockabilly, la voce fuori campo, però dunque sono del mestiere, però diciamo le ho sempre fatte per passione e... le continuo a fare per passione, cosa vuoi che ti dica? Non posso far altro. Una cosa io ti chiedevo, Elisabetta, perché c'è Paolo con me, ho nominato il Papello che dà una mano, c'è anche Clemente Papa che ci dà una mano per quanto riguarda il sito web, sta creando un sito web perché c'è stata la necessità appunto di aprire questo sito web per tutto quello che riguarda la parte grafica, dunque ci eravamo dimenticati di nominarlo e ci sembra giusto, ci sta guardando da casa. Assolutamente, ringraziamo tutto il team che sta per questo nostro ultimo lunedì, terza stagione di Sei a Casa, dall'ammiraglio ma soprattutto dalla Peppa. Come saluterebbe i nostri telespettatori? Ma la Peppa la parla un po' così, dunque un saluto a tutti gli amici del Telearena. Ammiraglio, un saluto.